Vittoria meritata per il Monreale contro l'Akragas che vi rilancia ancora di più in classifica. Sì, noi sapevamo che oggi la partita sarebbe stata difficile soprattutto da un punto di vista psicologico per l'Akragas e siamo stati secondo me bravi a metterli in difficoltà nelle loro deficienze maggiori oggi e secondo me che erano proprio sotto l'aspetto mentale. E quindi penso che alla fine con le due occasioni davanti alla porta sbagliate abbiamo ratificato una vittoria meritata. Che valore ha questa vittoria per il Monreale e quali sono adesso gli obiettivi? No, i nostri obiettivi in questo momento non cambiano, noi dobbiamo stare molto attenti perché la classifica da centro classifica a scendere è molto corta, nel giro di 2-3 punti ci sono 4-5 squadre e non possiamo abbassare assolutamente la guardia. Sappiamo, come ho sempre detto, che abbiamo delle qualità, probabilmente se qualche situazione favorevole, qualche situazione in campo ci fosse girata in maniera favorevole, come probabilmente è successo oggi, in altre partite avremmo pure vinto e potremmo parlare anche di altre cose, ma oggi dobbiamo solo ed esclusivamente parlare di salvezza. Questo è un campionato molto equilibrato e tutti possono vincere ovunque e possono perdere ovunque, per cui faccio un in bocca al lupo al mio amico Peppe Raffaele di non mollare, di continuare a tenere alta la concentrazione, perché poi alla fine il lavoro paga e ritengo che con le qualità che ha l'Akragas prima o poi verrà fuori da questa situazione difficile. Presidente, cosa salvare dalla partita di oggi? Ma secondo me niente. I ragazzi avevano detto che questa partita era la partita del riscatto, gran voglia di ritornare in campo, purtroppo questa è rimasta nelle intenzioni, non si è tramutata in campo in una prestazione come tutti ci aspettavamo. E, come dire, la beffa maggiore è dovuta al fatto che arrivano notizie da Alcamo, dove l'Alcamo ha perso in casa col Campofranco e quindi accresce ancora di più il rammarico. Onore e merito al Monreale che ha meritato la vittoria e quindi ha vinto meritatamente. Devo dire che siamo, come dirigenti siamo veramente delusi, in settimana prenderemo delle decisioni perché non si può continuare a giocare con l'Akragas, gente che non vuole in campo dare il massimo può anche stare a casa. Non abbiamo intenzione noi di continuare a sostenere delle persone che prendono dei rimborsi spese cospicui e che invece poi le prestazioni in campo sono davvero mediocri. Quindi ora ci riuniremo in società, vedremo il da farsi, non ci tireremo indietro per quello che è il nostro obiettivo, però non escludiamo anche dei tagli. Noi come società ci tenevamo tanto a questa partita perché era la partita del rilancio, la partita che avrebbe appunto rilanciato le quotazioni dell'Akragas, visto anche i risultati che ci aggiungono dall'Alcamo che ha perso in casa. Purtroppo siamo delusi da quello che è successo, devo dire che avevamo 9 giocatori fuori rosa, fuori squadra, uno si è infortunato durante la partita, quindi con 10 giocatori in meno è difficile per tutte le squadre sicuramente fare il risultato e anche contro questo Monreale che insomma, ha dimostrato di essere una buona squadra e che ha giocato la sua partita e portato via 3 punti. Sicuramente come società dobbiamo riflettere molto di quello che è successo, di quello che dobbiamo fare perché io ho notato un po' di giocatori in campo che non sono entrati con la determinazione giusta, quindi questo insieme al mister ne discuteremo più tardi, vogliamo capire un po' come società come dobbiamo muoverci perché io dico non tutto è perduto, però dobbiamo darci una mossa.